Tante discussioni, tanti parlano di sanità. Com'è effettivamente l'impegno di quello che faresti e vorresti fare per il Veneto nei prossimi 5 anni? Beh, quello che ho sostanzialmente dimostrato di poter fare in questi 5 anni passati, sono un consigliere regionale uscente, ho messo a disposizione la mia esperienza da amministratore locale, la mia professionalità da avvocato e ho cercato di supportare la regione nel risolvere un sacco di questioni legate agli atti e ai provvedimenti che abbiamo messo a terra. La nostra attenzione è quella di semplificare la vita alle nostre imprese, aiutare le nostre famiglie e favorire le nostre comunità locali ed è per questo che ho portato avanti proprio un progetto di legge che favorisce il rapporto tra amministrazioni comunali e imprese. Si chiama il progetto di legge a favore dei progetti a beneficio comune ed è in questo senso che voglio continuare ad andare avanti. Principio di sussidiarietà, i soldi rimangano qui nel territorio, quindi il federalismo, l'autonomia e dare risposte ai nostri cittadini semplificando a loro la vita. Riguardo all'autonomia, sappiamo che 4 dei 23 punti saranno firmati a breve. Quali sono le cose che vorrebbe in assoluto riguardo all'autonomia fare tra gli altri 19 punti rimasti? Beh, intanto rompiamo la cosiddetta diga, perché quando si apre la diga poi cominceranno ad arrivare dalle prime materie, le seconde, le terze, le funzioni e quindi sarà un percorso che è irrinunciabile. Per noi veneti l'autonomia è un tema irrinunciabile sul quale noi ci impegneremo. Adesso speriamo che entro a breve firmino le prime intese, quindi comincino questi trasferimenti e poi la partita sono sulle risorse economiche, sulla compartecipazione ai tributi locali, ai tributi nazionali e quindi avere risorse a casa nostra. Il vecchio detto della Lega: "Paroni a casa nostra". Ecco, padroni a casa nostra, risorse economiche. L'importante, lo dicono tutti, assolutamente come le spenderemo come prima cosa. Beh, uno dei temi fondamentali per noi che occupa il 90% del nostro bilancio è la sanità e il sociale. Quelli sono i 2 binari su cui noi dedicheremo impegno, costanza e faremo in modo che i servizi ai nostri cittadini, soprattutto quelli sanitari, siano sempre più vicini al territorio, sempre più vicini alle famiglie ed è questo il nostro obiettivo. Domani diventi di nuovo consigliere regionale. La primissima cosa sulla quale lavoreresti. La primissima cosa, ripeto, secondo me è quello della semplificazione e di rendere la vita facile ai nostri cittadini, anche per accedere ai servizi sanitari, per ottenere le visite di cui i nostri cittadini attendono e per ottenere quelle risposte che la pubblica amministrazione deve dare.